Voto e risposta polemico tra i due candidati sindaci del comune di Portogruaro, Angelo Tabaro per il centrodestra e Antonio Bertoncello per il centro-sinistra. Prendo atto del nuovo tandem Bertoncello-Bellinazzi, dice Angelo Tabaro, che si propone per la guida della città di Portogruaro, avviando la crociata contro San Donà. Mi pare, sottolinea Tabaro, che a questo punto ogni commento rischia di essere veramente fuori luogo. Sono curioso di capire cosa possa accomunare questi due politicanti, fino a ieri tanto lontani, a corto di argomenti, che si arrampicano sui campanili alla ricerca di un orgoglio cittadino di cui entrambi non portogruaresi conoscono purtroppo poco. Anche Bertoncello ha fatto pervenire il suo pensiero in merito alle polemiche di questi giorni. Il comitato elettorale per il sindaco Antonio Bertoncello vuole rispondere in merito alle dichiarazioni. Il consigliere regionale Daniele Stival è evidentemente mal informato sulla Venezia orientale, in generale su Portogruaro in particolare, o meglio mistifica lui sì per nascondere il nulla che sta dietro la proposta programmatica della Lega Nord e del centro-destra. Forse dimentica o si vuol far dimenticare la pessima figura fatta in occasione della candidatura Zaccariotta alla provincia, quando, alla faccia dell'autonomia locale, ha commissariato la sezione portogruarese del suo partito, il suo segretario, il suo direttivo intero. Grande lezione di democrazia per tutti, sottolinea Bertoncello, di rispetto per le scelte locali e per il territorio.